Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un incidente molto grave sul ponte Cadore, il ponte che, come sapete, precede l'arrivo a Tai di Cadore dopo Longarone, dopo la 27. Vediamo il titolo del Corriere delle Alpi: schianto sul ponte Cadore, un morto e numerosi feriti coinvolti nell'incidente, un camion e 3 auto. La Lemagna al momento è chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico. Ovviamente oggi era ancora un lunedì di controesodo, quindi è chiaro che c'è una situazione molto difficile. Sta raggiungendo il luogo dell'incidente il nostro inviato Stefano Folli. Restiamo sul versante degli incidenti stradali. Ancora un mortale sulle strade della Marca, a perdere la vita nello scontro tra la sua moto e un'auto, un centauro di 56 anni di Ponte di Piave, Massimo Bortolato. È rimasta ferita la compagna che viaggiava con lui. La tragedia a San Polo di Piave. Un impatto violentissimo, la moto che finisce in una aiuola poco distante, un'auto distrutta. Sono passate da poco le 16 a San Polo di Piave, lungo la provinciale 34 via Roma, all'altezza dell'intersezione con via Papa Luciani, quando avviene l'impatto. Sbalzati a terra un uomo e una donna che viaggiavano in sella alla motocicletta. Le condizioni del centauro, 56 anni, di Ponte di Piave appaiono subito gravissime. Viene immediatamente soccorso dai sanitari del SUEM, ma durante il trasporto in elicottero verso il Cafoncello il suo cuore smette di battere. Ferita gravemente anche la donna, 58 anni, di San Donà di Piave, che viaggiava con lui. Per lei diverse lesioni, si trova ricoverata all'ospedale di Treviso, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'auto, un 34enne di Codognè. Sul posto la polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica della tragedia. Tra le possibili ipotesi al vaglio quella di un sorpasso o di una manovra di svolta, ma solo le indagini potranno accertare l'accaduto. Importanti potranno essere le immagini delle telecamere della zona, che il sindaco di San Polo, Nicola Fantuzzi, si è detto pronto a mettere a disposizione delle forze dell'ordine. Primo cittadino che ha seguito l'evolversi della tragedia e che ha voluto esprimere la sua vicinanza ai familiari della vittima. Servizio di Francesca Bozza. Adesso andiamo subito in diretta a San Donà di Piave, perché un cuoco 27enne di San Donà è stato investito a Rotterdam da un'auto pirata, è morto, e andiamo subito da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. È una giornata di lutto oggi qui a San Donà di Piave per la morte di Gabriele Barbini, un giovane cuoco di 27 anni che ha in realtà lasciato San Donà di Piave già da qualche anno per poter andare a lavorare all'estero come cuoco. Ha fatto varie esperienze e ieri sera questo drammatico incidente. Lui era in sella alla sua bicicletta, è stato travolto, investito e ucciso da un'auto che poi è fuggita. In realtà la polizia olandese l'ha ritrovato, ha ritrovato questo pirata della strada poco dopo, è stato preso e arrestato. Gabriele, i genitori di Gabriele sono subito stati informati e quindi non sono qui a San Donà perché sono immediatamente partiti per Rotterdam, e in attesa che arrivi il nulla osta per poter riportare il corpo del figlio qui a San Donà di Piave. Una famiglia conosciuta, quella di Gabriele, figlio di Alessandro Barbini e di Simona Paglioni, entrambi ex steward e hostess per una compagnia di volo, e tanto che si erano appunto conosciuti in volo e poi avevano deciso di vivere e crescere i loro figli qui a San Donà di Piave. Oltre a Gabriele hanno un altro figlio che si chiama Giovanni, 2 fratelli, insomma erano anche molto uniti, dicevo appunto una famiglia molto conosciuta qui in paese. Il papà di Gabriele è anche un musicista. Insieme a noi c'è per il comune di San Donà di Piave l'assessore Lucia Camata. Il sindaco è fuori città per alcuni motivi di lavoro, e quindi c'è l'assessore Camata qui che parla per l'amministrazione. Grazie assessore di essere qui con noi. Lei conosceva anche personalmente il papà di Gabriele?
Sì, conosco personalmente la famiglia, abitiamo a pochi metri dalla casa loro, in via Risorgimento, qui a San Donà. E l'amministrazione tutta è costernata, la città è costernata per questo lutto che ancora una volta colpisce San Donà e un giovane ragazzo. Alessandro, Alessandro, il papà, non più tardi di 3-4 sere fa l'ho sentito suonare. Questa qua era un suo bel modo di esprimersi, di suonare in una pizzeria qui nei nostri dintorni. Esprimo tutta la mia solidarietà, ripeto, a nome dell'amministrazione comunale tutta, e anche, se posso, la mia personale, perché la famiglia la conosco bene. Assessore, lei non è ancora riuscita a sentirli, ovviamente, i genitori e neanche il papà? Assolutamente no, è un momento così difficile, ci faremo vivi anche come amministrazione appena finiti questi giorni, perché sarà traslata la salma, eccetera, eccetera. Dobbiamo aspettare un po' di tempo, ecco. Crede che organizzerete qualcosa in vista dei funerali oppure state ancora decidendo ovviamente il da farsi? Non abbiamo ancora deciso, perché purtroppo la notizia è capitata tra capo e collo. Adesso rientrerà il sindaco e sicuramente l'amministrazione sarà vicinissima a questa famiglia, a questo giovane sandonatese. Ringrazio l'assessore Lucia Camata, qui da San Donà restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e a Simone Merlo per la parte tecnica. Ed è di 15 patenti ritirate, 18 contravvenzioni al codice della strada, il sequestro di auto, il bilancio dei controlli della Polstrada di Padova durante la notte tra sabato e domenica. Dovremmo avere anche delle immagini. Gli agenti hanno fermato 74 veicoli con 85 persone a bordo, diretti o provenienti dai luoghi di ritrovo notturno della provincia. 13 i conducenti sanzionati per aver superato il limite consentito di alcol nel sangue. Per 11 di loro la presenza di alcol era talmente elevata che è scattata la denuncia di guida in stato di ebbrezza alcolica, denuncia con il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti. Tra i casi più rilevanti, un uomo di 60 anni di Vicenza che guidava in stato di ebbrezza ed è stato denunciato con sospensione della patente di guida e ritiro 10 punti patente dopo aver causato un incidente stradale in A4 nel comune di Villafranca Padovana. Un 70enne padovano è stato invece intercettato mentre viaggiava sempre in A4 con andatura barcollante e pericolosa. Quindi questi sono i motivi, no? L'abuso di sostanze stupefacenti e l'uso di alcol e l'abuso di alcol che poi provocano in gran parte questi incidenti. Una multa di 6.000 euro è stata comminata dalla polizia locale da un triestino che circolava con un monopattino con posto a sedere. Sentiamo le motivazioni. Multa da capogiro e sequestro del mezzo. Brutta avventura per un triestino in sella a un mezzo non autorizzato. Qualche giorno fa il personale del reparto motorizzato della Polizia Locale di Trieste, impegnato quotidianamente nei controlli di polizia stradale sul territorio, notava un conducente alla guida di un monopattino elettrico con un'evidente irregolarità, un posto a sedere. Una volta fermato, gli operatori effettuavano un controllo accurato sul veicolo, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche costruttive. Emergeva che per il rapporto tra la potenza che il motore era in grado di sviluppare e l'altezza del posto a sedere, il mezzo non era più qualificabile come monopattino elettrico, bensì come ciclomotore a tutti gli effetti. Preso atto che i monopattini elettrici non possono mai essere dotati di sellino, essendo realizzati per la sola conduzione in posizione eretta, e che era di fatto un ciclomotore, al conducente venivano contestate diverse sanzioni amministrative per un totale di quasi 6.000 euro. Il mezzo veniva invece sequestrato ai fini della confisca. Il personale del reparto motorizzato della Polizia Locale, che può contare su una cinquantina di operatori competenti e specializzati, spiega l'assessore alla sicurezza Caterina De Gavardo, è sempre presente e attento al territorio, in centro come nei rioni, affinché vengano rispettate le norme e sia garantita la sicurezza stradale per tutti.
Incredibile anche il monopattino col sellino, servizio di Marco Stabile della nostra redazione di Trieste. Adesso andiamo a Treviso perché i carabinieri hanno denunciato una 65enne che si era messa alla guida ubriaca. Infatti con la sua auto ha centrato 4 vetture parcheggiate. È andata addosso a 4 auto parcheggiate lungo via Puccini e via Melchiori nel centro di Castelfranco, prima di essere bloccata da una pattuglia dei carabinieri. Protagonista una 65enne al volante ieri pomeriggio della sua vettura in evidente stato di alterazione psicofisica causata dall'abuso di alcol. Una volta fermata, i militari dell'Arma l'hanno invitata a sottoporsi ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze. La donna però si è rifiutata. A quel punto, viste le sue condizioni, i carabinieri hanno chiesto l'intervento dei sanitari che hanno trasportato la 65enne in ospedale per gli accertamenti del caso. Alla donna è stata ritirata la patente e l'auto posta sotto sequestro. Per lei è scattata anche la denuncia. Adesso andiamo a Padova perché ci sono altri 2 casi di febbre dengue. È iniziata la disinfestazione in diretta. Valentina Visentin. 2 casi di dengue sono stati confermati dai servizi sanitari dell'USL 6 Euganea, un caso a Padova città, l'altro caso invece a Rubano. In entrambi appunto i luoghi interessati è scattata la disinfestazione a partire già da ieri domenica 1 di settembre con i trattamenti larvicidi, 2 casi entrambi turisti di rientro da viaggi esotici. Per quanto riguarda a Rubano, la zona interessata è quello tra le vie Europa, Adenauer, Spinelli, Unità d'Italia, Powell, Brandt, Pordenone, Schumann, Vernise, Frascà, De Gasperi, Monet, Strasburgo e Ville. Queste sono le strade che verranno interessate alla disinfestazione. È cominciata anche questa mattina dalle 4:30 alle 7:30 del mattino, stesso trattamento adulticida che verrà fatto anche domani mattina. Si tratta di un trattamento in via precauzionale per appunto uccidere le zanzare nella zona in cui è residente il turista che è rientrato dalle vacanze in un posto esotico. Per quanto riguarda Padova, il caso è stato confermato sempre nelle vicinanze di Piazza Mazzini, la stessa zona in cui risiedeva un altro turista rientrato 10 giorni fa. L'USL ha confermato che si tratta di 2 casi in cui non c'è assolutamente correlazione, perché in entrambi i casi i turisti stavano rientrando dal viaggio e avvertivano già i sintomi della febbre dengue trasmessa dalla zanzara tigre, si sono presentati all'ospedale e da qui appunto la disinfestazione che è già partita sempre da ieri e riguarda via Petrarca, via Beato Pellegrino, via Giotto, via Montona, Calfura, Tolomei, San Fermo, Alighieri, Savonarola, Del Carmine, Cristofori, San Pietro, Riviera dei Mugnai, Piazza Mazzini, Piazzetta Folena e le piazzette Conciapelli, Forza Te e Sartori. Sono una zona centrale di Padova in cui appunto anche questa mattina si è verificato il secondo trattamento adulticida e proseguirà poi domani, perché come da direttive dell'USL sono 3 i giorni di disinfestazione dalle zanzare nelle zone interessate. Casi di dengue che nella provincia di Padova sono stati frequenti, tutti di importazione, ovvero tutti i turisti di rientro da viaggi nel Centro America, Sud America oppure nelle zone del sud-est asiatico, ma è bene prevenire anche questa tipologia di febbre e l'esperta dell'azienda ospedaliera ci racconta come si può fare. Io vi restituisco la linea allo studio e vi lascio con l'intervista ad Anna Maria Cattelan del Dipartimento di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. Per la dengue fortunatamente esiste adesso un vaccino, il Qdengue, che è attivo su 4 tipi di virus sempre dengue che abbiamo, per cui tutti i viaggiatori che intendono andare in queste aree geografiche che attualmente sono a rischio per la diffusione di questa infezione, sarebbe bene che si vaccinassero. È un invito quello che arriva da Anna Maria Cattelan, direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. Chi dovesse recarsi in area a rischio dengue, zone tropicali e subtropicali dell'Africa, il sud-est asiatico, la Cina, l'India, l'America Latina e centrale, l'Australia, è invitato a usare una forma di prevenzione che per diventare efficace ha bisogno di un paio di mesi.
molti i casi registrati durante l'estate a Padova, in città e in provincia, in viaggiatori rientrati dall'estero. In tutte le aree di residenza è scattata un'importante opera di disinfestazione. Nessun vaccino esiste invece per la West Nile, che nel Padovano conta 1/3 dei casi di tutto il Veneto. La vaccinazione rappresenta una profilassi primaria, vale a dire noi andiamo ad impedire che l'infezione si manifesti e si possa contrarre. Per cui per il West Nile virus non esiste la possibilità di fare una vaccinazione, esiste soltanto una possibilità di proteggersi. I suggerimenti sono noti, dai repellenti alle zanzariere, febbri e infezioni, frutto dei tempi e dei cambiamenti climatici da cui dobbiamo imparare a proteggerci e difenderci. Una volta noi consideravamo il cosiddetto protocollo delle febbri estive da giugno a settembre-ottobre, adesso sicuramente questo periodo va allungato di gran lunga. Faccia conto ad esempio che in Spagna il primo caso di West Nile l'hanno avuto a marzo. Intervista di Francesco Rattai. Adesso andiamo in diretta a Bassano del Grappa da Alex Giuliano e da Renzo Rigon per la parte tecnica, perché è divampato un incendio all'interno di una palazzina dell'Ater. Per fortuna nessun ferito. A te Alex. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici bene, era sabato sera quando nel palazzo Ater, che vedete alle nostre spalle, sono divampate le fiamme, un incendio importante che fortunatamente non ha lasciato nessun ferito. 3 inquilini sono stati evacuati dalla struttura, sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano in supporto quelli di Cittadella, muniti di autorespiratori, perché appunto tanto il fumo, tanta anche la paura nelle abitazioni del circondario. Danni da fumo all'interno dell'appartamento al secondo piano, che è stato dichiarato inagibile, inibito anche l'uso dell'altro appartamento coinvolto, quello sottostante, per la caduta dell'acqua utilizzata nelle operazioni di spegnimento. Dicevamo 3 inquilini evacuati, che sono stati ospitati in strutture dedicate, adibite all'accoglienza in caso di emergenza. Fortunatamente nessun ferito. Noi siamo qui con l'assessore Andrea Viero, assessore ai lavori pubblici qui a Bassano. Assessore, che cosa è successo sabato sera? Lei, il sindaco, insomma, eravate presenti un sabato sera che sicuramente ha destato più di qualche preoccupazione qui nel circondario. Sì, facciamo un po' di chiarezza. L'immobile di proprietà comunale in gestione ad Ater. Prontamente una signora residente al piano primo ha sentito un forte odore di fumo e ha prontamente chiamato i vigili del fuoco, e sono arrivati immediatamente e diciamo che hanno salvato una situazione che effettivamente poteva peggiorare. Tanto fumo sicuramente, il problema è stato che poi il calore generato appunto da questa combustione ha fatto colare qualche tubo, diciamo, dell'acqua, e quindi si è allagato anche l'appartamento sottostante. Questo ci ha costretto ovviamente nella commistione tra acqua ed elettricità, ovviamente per sicurezza, evacuare non solo la famiglia che aveva appunto subito il danno, ma anche i residenti sottostanti. L'origine dell'incendio? Allora, sembrerebbe che dal cavedio che passa i vari piani ci fosse appunto una ventola di areazione che in qualche maniera ha fatto un cortocircuito. Ecco, c'è da dire anche che, come insomma abbiamo già detto e ribadito, le famiglie evacuate, insomma gli inquilini sono stati accolti in una struttura. Come stanno e insomma quali sono adesso le tempistiche per riavere l'agibilità e l'abitabilità dei posti? Allora, sicuramente tanta paura. All'inizio il sindaco si era attivato per trovare ovviamente a queste persone un alloggio, però poi ha vinto la solidarietà tra vicini e familiari che hanno accolto insomma queste 3 persone. Ovviamente è una situazione temporanea, il tempo di fare le verifiche che l'impianto elettrico sia tutto in ordine, qualche giorno e le persone potranno rientrare a casa. Ecco, in chiusura una piccola nota, insomma vediamo la struttura, insomma il palazzo circondato anche da vegetazione, quindi effettivamente poteva anche andare molto peggio. Fortunatamente danni limitati, ma diciamo le fiamme avrebbero potuto assumere
sicuramente proporzioni più grandi se si fosse arrivati tardi o se non si fosse intervenuti in maniera così tempestiva. La prontezza della signora sicuramente ha salvato una situazione che poteva effettivamente generare, questo insomma è il caso poi degli appartamenti multiproprietà dove ci sono tante unità immobiliari, tanti appartamenti vicini, effettivamente non controllare subito incendi di questo tipo possono generare situazioni molto pericolose. È andata molto bene, i vigili del fuoco sono stati pronti a intervenire, insomma i danni sono limitati, più che altro tanto fumo che va sicuramente ripulito e risanato. E quindi insomma un sabato sera che poteva sicuramente trasformarsi in qualcosa di molto peggio è stato invece solo un sabato sera di paura. Tempo qualche giorno la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Da Bassano e da Vicolo Parolini, dalla zona del Palazzo Ater è tutto. Noi restituiamo la linea a te, direttore. Grazie molte Alex Giuliano, Renzo Regon per la parte tecnica e ovviamente all'assessore Viero. Tutto il paese è sotto shock per episodi di violenza sconvolgenti. Vediamo un titolo di un giornale nazionale, La Repubblica, strage in famiglia a Paderno Dugnano. Mi fate vedere per cortesia, a Paderno Dugnano il 17enne al Beccaria, la procuratrice ha capito di non poter tornare indietro, non c'è movente. Anche qui non c'è movente, un 17enne che ha ucciso il fratellino di 12 anni, il padre, la madre, una tragedia spaventosa che segue a quella dell'uccisione senza movente della povera Sharon Verzeni. Veniamo alla nostra cronaca nera. A Cogollo del Cengio sono in atto le ricerche di un 39enne perché era uscito domenica pomeriggio in mountain bike ma non ha più fatto rientro a casa. Sentiamo la nostra redazione di Vicenza. Scomparso, Cristian Fabrello, 39 anni, è sparito. Di lui non si sa più nulla. Domenica pomeriggio, poco dopo le 2:30, come altre volte, è uscito di casa per un giro in mountain bike, ma non ha più fatto rientro. Subito è scattato l'allarme. Le ricerche dell'uomo, padre di 2 figli, sono iniziate ieri sera tra la sua abitazione e la Valle dell'Astico, nella zona collinare dove era andato a pedalare. Le indagini si sono subito rivolte anche alle celle telefoniche che indicherebbero la sua presenza tra i monti Summano e Cengio, ma il suo telefono adesso risulta muto e del 39enne non ci sono più notizie. Sono i familiari ad aver dato l'allarme quando, dopo diverse ore, non vedendolo rincasare, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Schio per chiedere aiuto. Le ricerche sono proseguite anche oggi, coordinate dai vigili del fuoco di Vicenza. Si ispezionano anche le sponde del torrente Astico. È stato allestito un campo base in via Pria Rossa, in prossimità del centro di Cogollo. Il ciclista potrebbe aver avuto un incidente o un malore o essere caduto dalla mountain bike, ma il ventaglio delle ipotesi è ampio. A collaborare con i pompieri nei sopralluoghi anche i volontari della protezione civile e le forze dell'ordine. Stamattina si è alzato in volo anche un elicottero per le ricerche dall'alto. Ovviamente indicazioni o segnalazioni da chi potrebbe aver incrociato il ciclista sono preziosissime per ricostruire il suo percorso e per, si spera presto, rintracciarlo. Ma adesso è una corsa contro il tempo. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, che è il capo della nostra redazione di Vicenza. Intanto sempre a Vicenza, a Corso San Felice, si conferma luogo di degrado legato allo spaccio di droga. Un pusher è stato bloccato dagli uomini della questura semplicemente minacciando l'uso del taser. La minaccia dell'uso del taser da parte della Polizia di Stato è stato fondamentale per bloccare senza conseguenze gravi un pusher che ieri mattina aveva cercato di resistere ai controlli e tentare la fuga. Lo spacciatore di 36 anni, originario della Sierra Leone e regolare in Italia, è stato denunciato dagli agenti delle volanti mentre cercava di disfarsi delle dosi in suo possesso. L'uomo infatti transitava ieri in pieno giorno verso le 11 in Corso San Felice in contromano a bordo di un monopattino. Il suo atteggiamento
sospetto aveva attirato l'attenzione degli agenti, che lo hanno subito inseguito. Proseguono dunque anche i controlli in questa zona particolarmente calda della città, dove il degrado della droga allarma da mesi residenti e commercianti. Il pusher aveva gettato a terra 2 dosi di marijuana contenuti in buste di plastica, ma aveva reagito dimenandosi energicamente per evitare di essere catturato. La sola vista invece della pistola di impulsi elettrici lo ha calmato, permettendo poi in questura di appurare il possesso di altre bustine di droga per complessivi 6 grammi. Oggi in regia Mattia Pizzaia e Italo Morao. Andiamo avanti con la cronaca e con la droga. Ci sono stati nuovi arresti e denunce durante i controlli della polizia a Padova. Una donna è stata ammanettata con 20 ovuli di eroina. Una sedicenne invece è stata denunciata per detenzione di hashish. Controllata mentre viaggiava all'interno di un taxi abusivo a Ponte Vigo d'Arzare, una giovane richiedente asilo è stata trovata con 20 ovuli di eroina nascosti nella borsa. La donna ha goffamente cercato di farli passare per assorbenti, ma i poliziotti hanno sequestrato la droga, chiusa in un sacchetto di nylon, e l'hanno arrestata. In totale sono state 6 le persone arrestate e denunciate dai poliziotti della squadra mobile della questura di Padova durante i controlli antispaccio del fine settimana. 2 sono finiti in carcere, un altro è stato espulso. Uno straniero pregiudicato è stato arrestato mentre stava spacciando eroina caramellata lungo la passerella pedonale che collega via Bassi con via Loredan. È stato portato al centro di espulsione di Gradisca di Sonzo e rimpatriato. Lo straniero aveva anche alcuni grammi di cocaina. Denunciata per detenzione ai fini di spaccio e possesso di un coltello anche una sedicenne padovana, già controllata dagli agenti qualche giorno prima all'interno di un bar a ritrovo di pregiudicati. La minorenne aveva alcuni grammi di hashish. Denunciati altri 2 stranieri con precedenti, uno di loro richiedente protezione internazionale. Uno è stato trovato nei giardini di un centro commerciale con 17 involucri contenenti cocaina, l'altro in zona stazione sempre con cocaina nelle tasche. Quest'ultimo è stato portato a Gradisca di Sonzo ed espulso. I poliziotti su lungargine scaricatore infine hanno trovato e sequestrato un panetto di hashish. Una 27enne guida del Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è stata trovata morta all'interno della struttura. Si tratta di un gesto volontario, secondo le prime ipotesi fatte dagli inquirenti, ma la procura ha disposto comunque degli accertamenti. La giovane è stata trovata morta al 3° piano del museo, che aveva chiuso qualche ora prima. Era seguita perché da tempo soffriva di depressione, ma i familiari non si aspettavano un gesto estremo. Adesso andiamo a Treviso da Francesca Bozza e da Nicoletta Rizzetto, perché c'è commozione, ci sono proteste in Viale Cesare Battisti per l'abbattimento di molti pini marittimi deciso dall'amministrazione comunale. A te, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Con le immagini di Nicoletta Rizzetto possiamo vedere come appare il primo tratto di Viale Cesare Battisti, dove questa mattina intorno alle 7:30 le motoseghe sono entrate in funzione per abbattere i primi 8 pini marittimi. La decisione è legata a motivi di sicurezza prima di tutto, visto che in più occasioni con temporali forti alcuni di questi alberi erano caduti. Da lì la decisione di intervenire, una decisione sicuramente sofferta. Oggi una quindicina di cittadini tra rappresentanti dei comitati e residenti si sono riuniti qui per seguire le operazioni in modo molto civile, solamente con qualche cartello, ma per esprimere la loro posizione a questa decisione del comune. Hanno detto, ma tra poco li sentiremo, si poteva intervenire e metterli in sicurezza, ma sicuramente non abbatterli, perché sono un patrimonio artistico oltre che naturalistico della città. Si procederà a step, questo primo tratto, poi successivamente negli altri tratti di Viale Cesare Battisti, anche per ridurre i disagi alla circolazione. Dopodiché una decina di giorni per abbattere gli alberi e poi si interverrà per rifare completamente il manto stradale, che potete vedere essere sollevato proprio dalle radici degli alberi, e alla fine Viale Cesare Battisti avrà un nuovo aspetto, perché verranno realizzate 2 grandi aiuole all'interno delle quali verranno reimpiantate
nuove piante, un'ottantina di nuovi alberi, verrà realizzata una nuova pista ciclabile e un nuovo marciapiede. Ma sentiamo dalle parole dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Treviso, Sandro Zampese, che è arrivato qui questa mattina presto per seguire le operazioni di abbattimento, come si proseguirà insomma con questo intervento, e poi torniamo di nuovo qui. Sono partiti, adesso c'è il taglio delle piante e poi cominceremo fra 10 giorni la riqualificazione e la messa in sicurezza della strada. E dopodiché si procederà alla piantumazione di nuove piante autoctone meno pericolose. Certamente, saranno piantate delle querce piramidali, piante autoctone più resistenti, con meno problemi anche all'apparato radicale. Taglio degli alberi circa una decina di giorni, 7-10 giorni, e poi di seguito i lavori dureranno circa 7 mesi. Quindi la riapertura di Viale Cesare Battisti al traffico quando è prevista? Al traffico verrà riaperta dopo i 10 giorni con una corsia di marcia, quindi senza i parcheggi, dove passeranno pure i mezzi pubblici, e poi dopo 7 mesi apriremo tutto. Qui siamo aperti assolutamente ai confronti tecnici, quindi non confronti basati su una critica politica, ma su un mero confronto tecnico sul progetto di messa in sicurezza della via. C'è stato un via vai che continua anche adesso, appena adesso 2 persone ci hanno chiesto che cosa verrà fatto qui, volendosi assicurare che verranno rimpiantate altre piante, lo avete sentito anche dalle parole dell'assessore Zampese, un via vai di cittadini, soprattutto i meno giovani che si sono fermati qui per guardare. Qualcuno ha voluto immortalare anche con il telefonino per l'ultima volta come aveva conosciuto Viale Cesare Battisti, avendo visto nel corso degli anni crescere questi pini, e naturalmente, come spesso accade, l'opinione pubblica si divide tra chi è d'accordo per questioni di sicurezza con il comune e chi invece dice si poteva intervenire in modo diverso, mettendoli in sicurezza ma lasciandoli qui nel loro posto, essendo alberi che hanno almeno un'ottantina d'anni, alcuni forse anche qualcuno in più. Ma allora sentiamo le voci raccolte tra i cittadini che questa mattina sono arrivati qui in Viale Cesare Battisti. Che è uno scempio, che non sono stati ascoltati i cittadini, chi dissente non viene mai ascoltato, non ha voce in capitolo. Poco partecipata, evidentemente forse non lo so, forse non interessa o forse non lo sanno, lo vedranno quando nel viale non ci sono più gli alberi, allora forse magari si renderanno conto del danno che è stato fatto alla collettività, perché questo è un danno alla città, uno sfregio alla città, perché questi alberi hanno 80 anni, hanno superato una seconda guerra mondiale, però non hanno superato questa giunta. Mi dispiace per questi alberi, ho pianto prima al primo taglio. È terribile, sì, fa male anche dal punto di vista paesaggistico e dei beni culturali. Sì, dico che era ora che li tagliassero, perché hanno spaccato tutta la strada. Provi ad andare in bicicletta, come faccio spesso io, andare in bicicletta sulla pista cosiddetta pista ciclabile, rischia di spaccare la bicicletta. E queste dunque le opinioni, alcune anche tra loro assolutamente diverse, dei cittadini. Un'ultima notazione: oggi al via i lavori anche in Viale Monfenera, che sarà chiusa al traffico da questa mattina fino alle 16 di venerdì per i lavori di allacciamento alla rete fognaria. Da Viale Cesare Battisti è tutto, la linea può tornare al direttore. Grazie molte a Francesca Bozzi e a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Andiamo a Vicenza. L'ULSS 8 Berica è a caccia di infermieri di cui c'è carenza. Su 138 che l'azienda sociosanitaria voleva reclutare se ne sono presentati soltanto 60. Adesso si cercano quelli necessari. Ma adesso facciamo il punto con il segretario del NURSIND, Andrea Gregori, confortati però dal fatto che c'è l'assalto ai test di medicina, perché i ragazzi hanno capito che c'è una prateria davanti a loro proprio per la carenza di personale sociosanitario. Però sentiamo il segretario del NURSIND, Gregori, sugli infermieri. Andrea Gregori, segretario provinciale del NURSIND di Vicenza. SOS è allarme per la carenza di infermieri nell'ULSS 8 e non solo, ma noi oggi ci occupiamo dell'ULSS Berica e proprio qui a Vicenza erano attesi
138 infermieri, se ne sono presentati 60. Sì, se ne sono presentati solo 60 e devo dire che è stato fatto tutto il possibile per reclutarli e agevolarli questi 60. Quindi sono state messe in essere dall'azienda tutte quelle azioni possibili per il trattenimento anche di questi che arrivavano dal concorso. È chiaro che serve una grossa mano anche da parte della Regione Veneto, che ha deliberato il 13 agosto un documento per studiare il fenomeno. Ecco, e da questo punto di vista glielo facciamo vedere anche ai nostri telespettatori. Vedete, questo è il documento del 13 agosto della Regione Veneto per il trattenimento e il reclutamento di personale sanitario, in particolare quelle figure professionali che in questo momento mancano, specialmente gli infermieri. Sì, mancano soprattutto gli infermieri, poi in misura minore anche operatori sociosanitari e poi alcune specialità di medicina, insomma. Ecco, cosa si evince da questo documento? Allora, è un documento articolato in cui ci sono descritte tutta una serie di azioni che le aziende sanitarie dovranno fare da qui al 2029, dove è stimata una carenza di 3.000 operatori in tutta la regione Veneto. La cosa che è positiva è quando si fa uno stanziamento economico, e qui c'è un'ipotesi di finanziare, come dire, un assegno di studio per tutti quelli che vorranno intraprendere la carriera di infermiere. Questo è molto importante, vero? È importante, è il primo passo. È il primo passo. Poi bisogna anche studiare delle soluzioni economiche per trattenere in servizio chi c'è già. Un fenomeno che viene descritto è quello delle dimissioni inattese, ed è una cosa poco probabile nel pubblico impiego, se fai l'infermiere. Se fai l'infermiere è più facile che tu abbia una dimissione inattesa. Come si spiega? Si spiega con carichi di lavoro, scarso riconoscimento sociale e basse retribuzioni. Ricordiamo che siamo le più basse retribuzioni d'Europa, facendo le debite proporzioni sui costi della vita anche negli altri paesi europei. Quindi da noi il tasso inflattivo ha eroso negli ultimi anni le capacità di acquisto, e un po' tutto il mondo del pubblico impiego è in difficoltà, ma il mondo infermieristico lo è in maniera particolare per le condizioni di lavoro. Ed è proprio questo il motivo per cui su 138 infermieri, per cui era stato dato il via libera dall'Ursotto, se ne sono presentati solo 60? Questo è uno dei motivi. Poi dobbiamo dire che c'è anche la concorrenzialità del settore privato, che evidentemente offre condizioni migliori e non solo retributive, ma anche organizzative. Ecco, è importante il settore sanitario perché ne va, è proprio il caso di dirlo, della salute dei cittadini. Quindi insomma teniamo sempre le antenne alte su questo settore e sulle problematiche della sanità in Veneto. Questo è un documento importante. Sì, è un documento importante, ma da solo non basta. Ogni documento, ogni azione deve essere accompagnata anche da uno stanziamento economico. Evidentemente, se si vuole puntare ancora sulla sanità pubblica, ci sono bisogno di investimenti concreti. Ripeto, nella delibera c'è un primo passo, poi anche le aziende sanitarie devono fare la loro parte con la contrattazione integrativa. Abbiamo aperto con il grave incidente sul ponte Cadore, c'è un morto, ci sono diversi feriti, vedete il titolo del Corriere delle Alpi, coinvolti un camion e 3 auto. L'Alemannia al momento è chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico. Vi daremo aggiornamenti forse già in questa edizione. Vediamo proprio oggi, che vede oggi la chiusura dell'Alemannia all'altezza del ponte Cadore. L'Alemannia è tornata alla normalità nel Fadalto dopo la frana di luglio. Sentiamo il sollievo di chi ci vive e lavora. Per il comune comunque il lavoro non è ancora terminato. Allora, per noi è una notizia molto importante perché dopo 2 mesi di aspettativa finalmente riaprono la circolazione, che per noi è importantissimo.
12 luglio 2 settembre, la statale 51 riapre al traffico dopo l'imponente frana che si era riversata sulla carreggiata imponendo la chiusura della strada per buona parte dell'estate. Il materiale è stato rimosso da ANAS che ha effettuato tutti i doverosi monitoraggi della stabilità del versante. Residenti e attività economiche tirano un sospiro di sollievo. Questi 2 mesi ovviamente per noi sono stati un po' duri perché evidentemente è bloccato tutto il passaggio, quindi abbiamo dovuto lavorare solo con i clienti che ci raggiungevano, però insomma posso anche dire che effettivamente rispetto a altre situazioni questa volta ANAS si è data veramente da fare, perché tolta la settimana di ferie lì di Ferragosto io ero qui a monitorare e ho visto che i mezzi hanno sempre lavorato e anche in maniera continuativa. Alla riapertura della statale Masutti garantisce che sarà presente anche se lunedì è giorno di chiusura del suo locale. Vuol vedere con i propri occhi l'atteso ritorno alla normalità auspicato a più riprese anche dal comune. Nel giro di un mese e mezzo l'Alemagna è stata riaperta e questo ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Inoltre è stato fondamentale la liberalizzazione del tratto autostradale Vittorio Veneto Nord-Fadalto, i pendolari che mi chiamavano quotidianamente per chiedere notizie perché abbiamo tantissime persone che vanno a lavorare nell'Alpago e viceversa nel Bellunese, e quindi per tutti loro veramente era difficile continuare con questa chiusura della strada. E poi anche un po' le attività commerciali, quelle poche che sono rimaste in zona, un po' di negatività rispetto a questa chiusura c'è stata. Ma i tempi di ANAS sono stati celeri e questo va riconosciuto, conclude il sindaco. Il lavoro tuttavia non termina qui. Ora si tratta anche di impegnarci per quello che saranno i lavori strutturali definitivi per il tratto interessato, perché il versante della montagna è abbastanza delicato e vediamo che ultimamente tende a franare molto spesso, quindi verranno fatti dei lavori di consolidamento rispetto a delle gallerie e delle barriere paramassi che forse chiuderanno definitivamente questo capitolo di continue chiusure della strada. Nel frattempo la chiusura dell'Alemagna non ha impedito ai tanti che hanno cercato refrigerio al Lago Morto di raggiungere le sponde e rinfrescarsi in acqua, rive affollate come sempre di famiglie e bambini. La sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, al microfono di Lina Paronetto. Ricorderete la tragedia del Natisone, 3 ragazzi abbracciati mentre venivano travolti dalla piena di questo fiume, e a 3 mesi dalla scomparsa di una delle vittime, dalla scomparsa della figlia Patrizia, Michaela Cormos è andata sul Ponte Romano e ha sfogato tutta la sua rabbia per quanto è accaduto. Ecco le parole in esclusiva al microfono di Stefano Giovanpietro della nostra redazione di Udine. Come 45 minuti, mettetevi in panni di questi ragazzi, cosa hanno passato nella loro mente, nel loro cuore. Anche dopo che sono arrivati tutta la gente sul ponte, vedere tutta quella marea di gente che ridevano, parlavano, e loro stavano per morire. Come si sentivano loro? Cioè, non riesco a dormire quando apro gli occhi. Immagino mia figlia, la Patrizia, perché lei, Patrizia è mia figlia. Cosa aveva sentito? Ho chiamato mamma, dice guarda quanta gente c'è, nessuno fa niente per noi. Il ricordo strazia ancora l'anima e non potrebbe essere altrimenti, perché il tempo non può guarire la ferita dei genitori di Patrizia Cormos, una dei 3 ragazzi morti travolti dalla semi piena del Natisone che li ha sorpresi sull'isolotto. La mamma di Patrizia rivive quell'incubo ogni notte, ma non riesce a darsi pace, come ci ha confessato nel giorno in cui ha deciso di arrivare in quel posto maledetto. La gente che continua a venire a fare il bagno, a divertirsi, e invece per la mia figlia e i suoi amici ci hanno detto c'era il divieto di fare il bagno, di scendere, è colpa loro. Adesso è colpa di chi è? Perché nessuno prevede per fare? Loro quando sono venuti per fare delle foto, neanche per fare il bagno. E nessuno ha fatto niente per loro, nessuno ha fatto niente per loro. In 2024 sono venuti a salvarli con 3 funi, come dei pescarli come dei pesciolini. Cioè, come si fa? Siamo un paese circondato dal mare, come possono venire i vigili del fuoco senza una ciambella, una veste, qualsiasi cosa, una barca? Ma magari avevano forse no, forse era il destino, però almeno che ci provassero, no? Come ci hanno detto, signora, è stato fatto di tutto per salvarli, dove?
Li avete lasciati morire, è la frase che ricorre, ma il pensiero è chiaramente ribadito. La famiglia non vuole soldi o altro, vuole solo la verità, con interrogativi che fanno anche venire i brividi, ma che non lasciano la mente di una mamma distrutta. Come si fa? Come si fa poi tutto quello che è stato detto dal comune, gli aiuti, robe varie, pagato i funerali? Non è vero niente. Noi non abbiamo chiesto niente a nessuno, neanche ci è stato dato, a parte dei familiari, amici e la gente comune che ci ha aiutato, l'agenzia funeraria dei Massuti, che sono stati straordinari. A parte loro non abbiamo ricevuto nessun aiuto da nessuno, neanche ci volevamo, non vogliamo, però che non si dicano le bugie. Non infangare questi ragazzi anche dopo la loro morte, che già li avete lasciati morire, anche infangare dopo. 3 ragazzi che avevano tutto il futuro davanti, tutto il futuro. Non vorrei credere solo perché erano rumeni, che hanno visto che la macchina targata rumena. Ma noi siamo qua da 22 anni, le ragazze sono nate, cresciute qua, andate a scuola, abbiamo pagato le tasse qua, che abbiamo sempre lavorato in regola. Solo perché siamo rumeni, non vorrei credere questo. E lutto a Pieve di Soligo per la morte di un podista pluripremiato che è stato stroncato da malore dopo un allenamento e è crollato proprio di fronte alla consorte. Era Giorgio Mazzer, mezzofondista in forza alla società sportiva Eurovo Atletica, aveva 62 anni, il sindaco di Pieve ha detto un campione nella vita e nello sport. A una settimana esatta, ladri dai vicini della sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, che abbiamo visto poco fa in un'intervista, che era stata derubata sabato scorso, l'aveva intervistata Lucio Zanato. Un residente si è ritrovato faccia a faccia con i malviventi che, brandendo un grimaldello, gli hanno intimato di non chiamare le forze dell'ordine. Si è messo a gridarmi non chiamare i carabinieri, fermati lì. E aveva in mano un piede di porco. Lo scorso sabato si erano introdotti nell'abitazione della sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, che in quel momento si trovava in casa con la madre. A distanza di una settimana il copione si è ripetuto in via Carrettuzza, a Cappella Maggiore, e a essere presa di mira è stata invece la casa dei vicini. Stefano Daronca, appena rientrato, ha notato bagno e camera da letto in subbuglio. Mentre chiamava i carabinieri e ispezionava il giardino, si è trovato davanti l'individuo di origini straniere e 2 complici intenti a fuggire calandosi dal terrazzino. Sono scesi di colpo e hanno cominciato a corrermi dietro, io ho fatto il giro della casa e loro sono partiti verso il vigneto e poi sono andati giù, insomma. La fuga dopo aver messo a soqquadro anche la casa di Salerio Segat, dove hanno forzato un infisso e portato via dei contanti. Qui nessuno si aspettava che dopo una manciata di giorni i malviventi si ripresentassero. Quello è inquietante, no? Cioè, nel senso che uno dice adesso cosa faccio? Sicuramente quando sono entrati alla sindaca hanno testato anche un po' la zona, perché vedendo che nessuno è intervenuto, che erano lì, sicuramente anche quello. Ha avuto paura? Dio, quando sono arrivati in 3 sì, con i pezzi di ferro in mano eccetera, sì, se è uno ancora dici ok, ma sono in 3. Ora l'intera zona è in allerta. A Daronchi i malviventi hanno portato via delle magliette, una catenina e le chiavi della macchina, non per sottrargliela probabilmente, ma per evitare che li seguisse. Fatto sta che ora teme che tornino e gliela rubino. Ho sgonfiato le gomme della macchina per sicurezza, perché anche se hanno le chiavi la aprono eccetera, essendo pesante non la spostano, insomma tutte e 4 le gomme per sicurezza. Tocca fare anche questo, perché se succede un incidente, qualcosa che la prendono su, hai i problemi tu, insomma. Se l'assicurazione non risponde, rispondi tu di persona e sono problemi, insomma. Andiamo in diretta in provincia di Udine dal nostro inviato Francesco Pezzella, perché è scoppiato un incendio boschivo a Moggio Udinese. Sentiamo a te, Francesco. Sì, direttore, buongiorno. Qui da Moggio Udinese, un incendio che si è sviluppato, pensate un po', a partire dal 19 di agosto con un fulmine che aveva colpito la boscaglia e innescato l'incendio. Le fiamme che poi sembravano sotto controllo, ma tra ieri ed oggi, complice il gran caldo e le piogge che non si sono viste in questi giorni, un po' di vento che ha alimentato le fiamme, la situazione è tornata a far preoccupare, tant'è vero che
che è stato necessario subito l'intervento di 2 Canadair più 3 elicotteri che entrano in servizio nel primo pomeriggio. In questo momento il fronte del fuoco che si estende su circa 300 ettari di bosco in una zona abbastanza impervia, dall'orografia davvero difficile, proprio per questo è molto difficile per chi sta lavorando per domarlo e intervenire in maniera efficace. Stanno lavorando i volontari della protezione civile e gli uomini del corpo forestale regionale, con i vigili del fuoco che, ci è stato spiegato, intervengono soprattutto nelle ore notturne per controllare le abitazioni di 2 frazioni. E veniamo a quello che è il problema principale adesso, perché 2 frazioni, quella di Mogessa e di Monticello, una quarantina di abitazioni in tutto, sono seriamente minacciate dalle fiamme. Il sindaco di Moggio Udinese si è recato sul posto in elicottero, faremo il punto della situazione. Aggiorneremo anche voi sulla situazione, perché forse sarà necessario evacuare le abitazioni di quella zona. 2 frazioni che fino a poco tempo fa erano disabitate, poi con un programma di, per invogliare le persone a vivere la montagna, non scappare da Moggio Udinese, andare a vivere questi posti. Alcuni hanno ristrutturato le abitazioni e vi trascorrono le vacanze. Dunque in questo momento ci sono una quarantina di abitazioni che sono minacciate dalle fiamme. Vi aggiorneremo più tardi sullo sviluppo di questa situazione che continua a preoccupare qui a Moggio Udinese. Grazie molte a Francesco Pezzella, il nostro inviato. E torniamo ai furti, torniamo in Veneto, ladri in azione in via Papa Luciani a Roncade. I malviventi sono entrati in un appartamento al piano terra di una palazzina, hanno forzato una porta finestra e dopo aver messo a soqquadro le stanze, frugando negli armadi e nei cassetti, hanno rubato gioielli, anelli, orecchini, braccialetti e delle fedi, tutti ricordi di famiglia per un valore di €1.000.000, soprattutto grande valore affettivo. Poi, forse disturbati dall'arrivo dei padroni di casa, sono riusciti a fuggire. Tra le novità di fine estate a Treviso, una riguarda la viabilità. A breve via Roggia diventerà di notte zona a traffico limitato per la serenità dei residenti e la gioia degli innamorati come Milena e Osvaldo nel film Signore e Signori. Sentiamo Lucio Zanato. Un ulteriore passo verso una città alleggerita dalle macchine. Il passo in questione è il traffico limitato lungo via Roggia. Decisione di Casugana che sarà operativa a giorni, ma che, si affretta a sottolineare il sindaco, è limitata alle ore serali, come per la centralissima via Manin. Dalle 22 alle 6 del mattino, che quindi consente di limitare il flusso di auto nelle ore serali. I primi a ringraziare saranno i residenti lungo questa strada che ricorda addirittura il confine della Treviso romana, con l'acqua che dal Ponte de Pria scorre verso il Sileto per poi buttarsi nel fiume Silente da via Zorzetto e i giardini di Sant'Andrea. Certamente avranno avuto il loro peso le lamentele per il rumore dei tombini in ferro percorsi dalle auto in transito, così come i suoni vari di sospensioni, freni e qualche parte bassa di carrozzeria che ha raschiato il dosso artificiale piazzato lì per limitare i piloti che scambiano il centro storico per l'autodromo di Monza. Via Roggia quindi più tranquilla e soprattutto sicura da gustarsi di sera senza l'obbligo dei portici per riscoprire magari la casa del boia che da secoli guarda Palazzo Bomben. Ma forse chi ringrazierà di più il sindaco saranno gli innamorati, che potranno passeggiare in uno dei luoghi più suggestivi della città di sera, un po' come la cassiera Milena Zulian e il ragioniero Osvaldo Bisigato in una delle scene indimenticabili di Signore e Signori. Lei starà pensando, come mai il ragioniere non parla? No, mi piace l'uomo taciturno. Eppure è soltanto la mia bocca che tace, ma penso. È questo forse che mi fa sembrare un essere chiuso in se stesso, uno scontroso. Non si denigri, ragioniere, non si denigri. Grazie. Posso almeno sperare, Milena? Ma cosa dice, ragioniere? No, Milena, non pianga, forse l'ho offesa. Io non volevo. Io non volevo. No, sei offesa, sei orgasmo, grazie.
Virnalisi e Gastone Moschin, il celebre film Signore e signori. Vediamo un paio di titoli dall'Arena di Verona. Perdono il sentiero in Val Sorda 3 ragazzi in difficoltà recuperati nella notte dal soccorso alpino. È successo a Marano di Valpolicella. In località Ronchi, paura a Castelnuovo, in fiamme un molo in disuso, non ci sono state gravi conseguenze. Padre Combognano trovato morto sulle Ande e il mistero sulla fine e le ipotesi degli inquirenti, questo sull'Arena di Verona. Bassano del Grappa, dopo quella di sabato c'è stata un'altra manifestazione a San Vito di Bassano di protesta contro il progetto dell'ecopiazzola. Ci dice tutto Mirko Cavallini. Anche stamattina i residenti del quartiere di San Vito si sono radunati nei pressi dell'area sgambamento cani collocata al centro del quartiere. Qui dovrebbe sorgere un'ecopiazzola con gli ecocompattatori come quelli già installati in quartiere 25 aprile e Rondò Brenta. Molti cittadini hanno chiesto informazioni ulteriori rispetto al progetto che comporterebbe l'eliminazione della raccolta rifiuti porta a porta. Sono continuate le sottoscrizioni e la petizione popolare che chiede lo stop al progetto. Oggi c'erano una settantina di persone, io devo ammettere che speravo di più, ma sono lavorativo, per cui sono venuti i nonni, i nipoti e quelli che potevano. Ma mi accontento lo stesso perché è tutta gente che ha capito, ha fatto domande e ha interagito anche con la stampa che era presente. Già sabato mattina si era tenuta un'altra manifestazione pacifica per dire no all'ecopiazzola, che metterebbe in difficoltà i molti anziani residenti nel quartiere e porterebbe qui il traffico di coloro che devono conferire i rifiuti. Ma dall'incontro di stamattina arriva una novità politicamente importante. Dopo l'incontro col sindaco, nel quale di fatto bisognerebbe ribadire che ETRA è una società di servizi e dovrebbe servire noi e non noi servire ETRA portando i rifiuti agli ecocompattatori, qui c'è stato un incontro anche col presidente di quartiere, Franco Antonello, che è stato, noi avevamo sollecitato con delle PEC a indire l'assemblea di quartiere come era stato chiesto dalla Pavan e come era stato chiesto anche in campagna elettorale da Finco, e non si era mosso granché dal suo punto di vista, non era successo nulla di specifico in proposito. E Antonello ha detto che oggi in Consiglio porterà avanti il discorso dell'assemblea di quartiere che potrebbe essere indetta prima tra il 12 e il 15 di settembre, e questo finalmente per informare i cittadini che non lo sanno di questo discorso dell'ecopiazzola, e questo è sicuramente positivo perché in quella sede potremo discutere di ecopiazzola e magari ribadire il concetto che non la vogliamo e che vogliamo mantenere porta a porta. Continuano a scendere in pianura i lupi e soprattutto nel Bassanese ne sono stati avvistati diversi. Anche a Marostica il Comune lancia un appello ai proprietari di animali domestici: metteteli al sicuro. Sentiamo. Impossibile. Gli avvistamenti dei lupi, che portano conseguenze dirette sugli animali più deboli che vengono predati, sono più che quotidiani e non solo legati alle ore notturne né alle zone in quota. La conferma arriva dal sindaco di Marostica Matteo Mozzo, che via social ha comunicato ai cittadini che sono stati segnalati plurimi avvistamenti in più aree delle colline e tutti nel medesimo orario. L'ipotesi più che plausibile è dunque che non si tratti di un esemplare solitario ma di più animali. Le aree interessate, come avevamo anticipato già ieri, sono Crosara, Pradipaldo, Valle San Floriano, le colline di San Benedetto e Marsan. Il consiglio in via precauzionale del primo cittadino, visti gli episodi che si sono già verificati con certezza nel Trevigiano, è di tenere gli animali domestici, specie quelli di piccola taglia, in casa o comunque in luoghi controllati. Al momento, anche per le zone abitate della collina e della pianura, oltre che per i pascoli in altura, questa sembra essere l'unica difesa efficace contro il grande predatore. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito, state con noi. Aprono l'11 settembre le scuole in Veneto con i soliti problemi a cui si aggiunge il gran caldo. Sentiamo. L'anno scolastico, come sempre, inizierà a rilento con le nomine che ancora mancano. In alcune province della regione mancano ancora le graduatorie già uscite, le GPS, quindi una situazione
Mi sembra dire ormai anno dopo anno non migliora ma va peggiorando. Anno scolastico nuovo, problemi vecchi. L'11 settembre, secondo calendario regionale, suonerà la prima campanella per gli studenti del Veneto. A pesare sull'avvio delle lezioni ancora una volta l'annoso problema delle cattedre vuote. Abbiamo avuto quest'anno 600 immissioni in ruolo, di cui quasi un centinaio per i docenti di sostegno. Abbiamo circa 900 posti da coprire e di cui almeno 250 posti di sostegno. Questo sistema bisogna cambiarlo e la CISL chiede da tempo un doppio canale di assunzioni da concorsi e assunzioni anche di docenti abilitati da GPS. Una programmazione ministeriale che secondo i sindacati va rivista, e al tema docenti si aggiunge anche l'assegnazione dei dirigenti scolastici, sulla quale ha pesato, spiega Tamborrini, il ricorso verso la graduatoria definitiva del concorso riservato per i presidi, che ha fatto sì che non avvenissero le nomine a ruolo dei neodirigenti, portando alla reggenza. Circa il 30% degli istituti di Treviso ha un dirigente titolare in altri istituti, quindi ben 23 dirigenti si troveranno a dover dirigere 2 scuole. Ma quest'anno c'è un altro fattore che peserà sul rientro in classe di studenti e insegnanti: il caldo destinato a durare ancora a lungo. La soluzione non può essere mettere split ovunque, perché sarebbe un costo e soprattutto un grosso problema anche ecologico. Vanno inseriti fondi per ristrutturare le scuole, per farle nuove. Non può essere un problema solo delle scuole, ma deve essere un problema di condivisione con tutti. E nell'attesa di intervenire sull'edilizia scolastica si sta facendo strada l'ipotesi di posticipare l'avvio dell'anno scolastico, opzione che, sottolinea Sponza, deve essere frutto di un'attenta progettazione e di una condivisione anche con il mondo produttivo. Non possiamo imporre dall'oggi al domani, iniziamo il 1° ottobre, sì. La scuola però i 180 giorni, i 200 giorni li finiamo a luglio con il caldo ancora maggiore. Vi abbiamo detto prima delle proteste a Treviso per il taglio dei pini marittimi in viale Cesare Battisti, i cittadini rammaricati, alcuni dicono che è giusto tagliarli, molti altri dicono che è uno scempio. A Padova c'è stata una protesta davanti a Palazzo Moroni per alberi tagliati a causa delle linee del tram. Vi aspettavate tutta questa gente? No, siamo molto soddisfatti perché si sta spostando l'interesse che prima era solo delle associazioni, anche dei comitati ambientalisti e animalisti, adesso finalmente anche i cittadini stanno prendendo atto di quello che sta succedendo in città. Si sono passati il microfono, hanno parlato apertamente delle loro paure. Una ventina i comitati che si sono dati appuntamento davanti a Palazzo Moroni a Padova e in contemporanea a Rubano per protestare contro il continuo taglio di alberi a causa dei lavori per la realizzazione delle 2 nuove linee del tram, il SIR 2 e il SIR 3. Sono stati già abbattuti molti alberi perfettamente sani lungo la via Chiesa Nuova e ne verranno ripiantati una quota molto più piccola di alberelli decorativi che non serviranno a niente dal punto di vista ecologico. In totale per il SIR 2 e 3 sono stati abbattuti 800 alberi. L'amministrazione ha dichiarato in un documento di NSH che non avrebbero queste opere danneggiato l'ambiente, in realtà 800 grandi alberi assorbivano moltissima CO2 e particolati e non verranno compensati dagli alberelli piccoli che verranno sostituiti. Obiettivo della protesta è il tentativo di salvare i rimanenti, tra i quali platani secolari lungo la statale Padova-Vicenza nei pressi del capolinea di Rubano del SIR 2, per cui i cittadini hanno raccolto oltre 2000 firme. Un problema che non riguarda solo la flora ma anche la fauna. C'è un regolamento comunale che regola gli abbattimenti e le potature importanti che dovrebbero essere bloccate nel periodo di nidificazione fino al 31 luglio. L'anno scorso con la nostra associazione abbiamo fatto una diffida e sono state bloccate, il 1° agosto sono ripartite. Quest'anno, malgrado ci fosse un'altra diffida, per motivi di interesse pubblico sono stati abbattuti anche durante proprio il periodo di maggior nidificazione e questo è un grande problema per la fauna, ma non solo per gli uccelli, ma ci sono ricci, scoiattoli, assioli.
Allora, vediamo i titoli della prima pagina online del Corriere del Veneto. Assicurazioni auto, non si fermano i rincari in Veneto, ecco dove costano di più. La diga del Vanoe, lo scenario peggiore, l'ipotesi del crollo dell'invaso che preoccupa il Veneto è contrario a questo progetto anche l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin. Mostra è il giorno di Pedro Almodóvar, Leone alla carriera per Peter Weir. Avremo in diretta tra poco dal Lido Lorenzo Maier, ma intanto andiamo avanti con i servizi. Libere di viaggiare, la community creata da 3 ragazze venete under 30, nata con l'intento di condividere consigli su come viaggiare sole nel mondo sentendosi sicure. Il progetto Libere di Viaggiare nasce appunto durante una di queste esperienze in Turchia, e il momento storico era particolarmente delicato per la sicurezza delle donne e per le tematiche femministe. E abbiamo deciso di dare il nostro contributo, nello specifico parlando di viaggio, di stereotipi e di quelle che ancora sono le difficoltà che una donna può incontrare prima di partire, durante il viaggio e anche nell'organizzazione. Viaggiare sole, viaggiare sicure. È nata con questo intento la community creata da Nicole, Martina e Lara, tutte tra i 28 e i 29 anni. 3 amiche con la passione per il viaggio che dopo viaggi in solitaria si sono trovate a condividere le loro esperienze all'estero insieme e sui social. Da qui è nato un sito dove ognuno può trovare consigli su come viaggiare in sicurezza in paesi culturalmente distanti dal nostro. Durante i nostri viaggi ricevavamo un sacco di commenti riguardanti ragazze giovani che volevano viaggiare ma non trovavano il coraggio di viaggiare da sole senza una figura maschile. Nasce tutto appunto tramite i social, con la nostra voglia di dare anche noi nel nostro piccolo il nostro contributo a tutte queste donne che ci hanno scritto, e quindi sì, al momento il canale principale è quello, poi appunto scriviamo articoli di fotogiornalismo, collaboriamo con alcune riviste, con alcune associazioni femministe. Noi diamo consigli che vanno dai trasporti all'organizzazione, agli alloggi, o a quelle che possono essere anche strumenti o applicazioni alternative ma già presenti sul mercato per facilitare appunto questi viaggi. Quello che ci sentiamo dire più spesso in realtà riguardano appunto le paure, a volte reali, a volte meno, appunto quindi legate più a preoccupazioni, quindi anche stereotipizzate, quindi un po' quelli che sono un po' gli stereotipi dettati anche dalla nostra cultura, che non facilitano sicuramente una donna a decidere di partire. Un impegno, quello di Nicole, Martina e Lara, che va oltre il loro lavoro. Rispettivamente archeologa, imprenditrice agricola e ingegnera edile, quella del viaggio e della divulgazione è una passione che rincorrono con il desiderio di trasmettere la bellezza delle culture di popoli lontani, organizzando anche serate informative per supportare le altre viaggiatrici nelle loro prossime avventure. Quello che fa paura secondo me è proprio l'ignoranza, quindi per colmare l'ignoranza bisogna informarsi, è la chiave di tutto quanto, quindi informazione, ed è quello un po' che facciamo noi con il nostro progetto. Condividiamo esperienze di altre ragazze, condividiamo tips, condividiamo reportage della nostra esperienza, e quindi una persona può andare a informarsi e colmare quell'ignoranza, quell'ignoto che si andrà a visitare. Ieri la regata storica, migliaia di persone a Venezia hanno assistito ovviamente alle gare, ci sono state anche delle proteste, sono passate davanti alla macchina dove ci sono le autorità in questa storica circostanza, sono passate le barche delle remiere con molti cartelli che invitavano a fermare il moto ondoso. È una delle proteste che si ripetono ogni anno da parte di coloro che vogano nella laguna e che sono disturbati dal moto ondoso, che peraltro è un fenomeno che mette a rischio anche le stesse strutture delle case che si affacciano sul Canal Grande. Vedete tanti cartelli stop moto ondoso, e c'è sempre un'occasione, insomma, in un evento così importante per manifestare in un modo o nell'altro.
Grandissimo Francesco Bettella, il nuotatore padovano che ha conquistato la sua seconda medaglia alle Paralimpiadi di Parigi. Un'Olimpiade che non dimenticherà di certo. Il nuotatore padovano Francesco Bettella conquista la sua seconda medaglia alle Paralimpiadi di Parigi. Dopo il bronzo nei 100 metri d'orso, Bettella ha vinto anche l'argento nei 50 metri d'orso. Il campione di nuoto padovano a 35 anni ha realizzato un grande sogno e ha dimostrato una grinta incredibile, portando a casa 2 medaglie importanti per la sua carriera. Allenato da Moreno Daga, in questi ultimi 3 anni l'atleta si è proprio concentrato sui 50 metri, puntando sulla velocità, e ha concluso la gara in 1 minuto e 13 secondi. Davanti a lui solo il polacco Otowowski. Per Bettella, alla 4ª partecipazione alle Paralimpiadi, è la 6ª medaglia in carriera. È partita venerdì scorso, ma vivrà i giorni clou il prossimo fine settimana, la fiera dei Mussi di Tre Baseleghe, giunta quest'anno alla sua 840esima edizione. Taglio del nastro ufficiale sabato 7 settembre per l'antica Fiera dei Mussi, giunta nel 2024 alla sua 840esima edizione. Stand, attrazioni e spettacoli sono già partiti nel fine settimana appena trascorso, ma i momenti della tradizione sono attesi per il prossimo weekend. Nei tempi antichi era il 7 settembre la data di inizio della fiera, il giorno che precedeva la festa dedicata alla Natività di Maria. E proprio sabato ci sarà l'inaugurazione ufficiale della fiera alle 9:45 con la mostra mercato del bestiame, preceduta dall'immancabile colazione a base di trippa al Parco Draganziolo. Domenica 8 settembre alle 19 la messa presieduta dal vescovo di Treviso Michele Tomasi, cui seguirà la processione lungo le vie di Tre Baseleghe con tappa alla casa Donorione. Lunedì 9 lo spettacolo pirotecnico saluterà l'edizione 840 e darà appuntamento al prossimo anno. Servizio di Chiara Gaiani, 65esimo pellegrinaggio alpino sul Monte Tomba, che ieri dalle 9:30 abbiamo trasmesso per la prima volta in diretta, una manifestazione internazionale alla presenza di rappresentanze delle nazioni che qui si sono combattute. C'erano le delegazioni austriache e ungherese, e da questa sommità dagli alpini si è rinnovato il messaggio di pace contro tutte le guerre. Sentiamo Lucio Zanato. Attenti cari alpini, gentili signori tutte, viviamo tempi strani. Non sono poi così tranquilli questi tempi. Dopo 80 anni abbiamo una guerra ai confini dell'Europa ed è nostro dovere, per quello che possiamo e sappiamo fare, non dimenticarcene. E la pace non è poi quel valore così scontato. E questo è il messaggio che arriva dal 65esimo pellegrinaggio alpino sul Monte Tomba. A lanciarlo il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo nella prima domenica di settembre, che vede riunite rappresentanze di tutte le nazioni che qui si sono fronteggiate nelle più aspre battaglie dopo Caporetto. Un raduno internazionale che si è aperto con lo sfilamento verso la chiesetta della Madonna del Tomba e il ricordo dei caduti sul fronte italiano con l'inno del Piave. Onore ai caduti! Popoli ieri nemici, oggi accomunati nell'omaggio ai caduti, come per i morti sul fronte austro-tedesco, sulle note del Signore delle Cime. Poi la celebrazione in quella che è stata la terra di nessuno, tra le trincee contrapposte. Oltre un secolo fa, il luogo di morte atroce, oggi centro dell'unità tra i popoli sotto la bandiera europea.
L'accensione del braciere della pace da parte della delegazione austro-tedesca, l'alzabandiera per tutte le nazioni che qui si sono combattute, la celebrazione della Santa Messa sull'altare composto dalla stessa pietra utilizzata per le trincee raccontano meglio di ogni altra cosa il significato profondo di questo evento che ogni anno si rinnova sul Monte Tomba in ricordo delle migliaia di soldati di tutti gli schieramenti morti perché noi potessimo vivere in pace. Siamo uomini di pace che si spendono nel bisogno. Avete sentito anche le note del Signore delle Cime, che è una musica ormai popolarissima, notissima, composta da Beppi De Marzi. Pensate, quando Beppi De Marzi aveva 23 anni, un grande musicista, un grande compositore veneto. È rientrato dalle Hawaii Leone Nadali, 7 anni, di Treviso, il più giovane giocatore che ha preso parte ai mondiali di carte Pokémon. Eccolo Leone, 7 anni compiuti a luglio, entrare nella grande sala di Honolulu che ha ospitato i mondiali di carte Pokémon insieme ai migliori giocatori della specialità. Un'emozione vissuta insieme ai genitori e al fratellino che lo hanno accompagnato. È stato un periodo di preparazione, un po' di tensione anche, perché comunque l'appuntamento era importante, però alla base c'è sempre stato il divertimento, quindi questa è la cosa che non deve mai mancare. Noi ci divertiamo a giocare, a volte si gioca, a volte non si gioca, perché ci sono altre cose da fare, però siamo arrivati all'appuntamento. Alle Hawaii Leone era il più piccolo giocatore in gara, per 3 giorni è stato impegnato in una serie di partite. Alla fine di tutti i turni Pokémon di quel giorno io ero ancora carico, come se mi sono svegliata da un'ora. Ad Honolulu anche l'amico Alberto, 13 anni, di Casale sul Sile, top 8 della sua categoria e primo degli europei. Alla fine Leone si è classificato 315esimo su 385 partecipanti, un successo per un piccolo campione che punta sempre alla vittoria. A me piace giocare, ma quando vinco sono sempre più contento. Rientrato dalle Hawaii, Leone ha subito ricominciato con le gare che serviranno ad ottenere il punteggio necessario per partecipare tra un anno ai mondiali in California. A ottobre andiamo a Lille, in Francia, e dopo abbiamo un po' di tornei locali da fare che stiamo programmando, e poi c'è l'appuntamento con l'Europeo a febbraio a Londra, che sarà il 22-23 di febbraio, mi pare di ricordare, intorno a quelle date lì, e poi ogni mese c'è un appuntamento internazionale e compatibilmente agli impegni cercheremo di partecipare a tutti. E questo era il papà Nadali, che avremo tra l'altro a Focus TG nei prossimi giorni. Vi dicevo dell'incidente molto grave sul ponte Cadore nei pressi di Tai di Cadore, un lungo ponte su cui ci sono già stati molti altri sinistri, un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion, diverse auto, c'è un morto, ci sono diversi feriti. L'Alemagna è bloccata, vediamo le immagini mandate dal nostro operatore Stefano Folli, vedete incolonnamenti molti chilometri prima dell'arrivo sul ponte, praticamente l'Alemagna è completamente bloccata in direzione Cortina d'Ampezzo, e quindi chi dovesse pensare di mettersi in viaggio adesso per raggiungere le Dolomiti ci pensi un attimo, perché la situazione veramente è questa. Andiamo in pubblicità pochi minuti, 2 minuti, e poi torniamo con Lorenzo Maier dalla mostra del cinema di Venezia, 81esima edizione. Ieri la passerella per George Clooney e Brad Pitt, che ne hanno combinate di tutti i colori, e oggi è il giorno di Almodovar. Adesso sentiamo tra poco Lorenzo Maier, pubblicità, grazie. Andiamo con un aggiornamento sull'incidente di ieri a San Donà, incidente nel Trevigiano c'è stato, a poche ore dal motociclista che è morto, è deceduta anche la passeggera Manola Cucchi, infermiera di San Donà di Piave, spirata questa mattina, era in sella alla moto di Massimo Bortolato, deceduto poco dopo lo scontro avvenuto domenica pomeriggio
pomeriggio a San Polo di Piave. Adesso dovremmo avere in collegamento, chiedo a Mattia Pizzaia e a Italo Morao se ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo, il leggendario Lorenzo Maier, che praticamente è il re della mostra. Ho visto Lorenzo che ha anche parlato con George Clooney, no, per cui insomma tutti i divi non riescono a sottrarsi al tuo microfono. Buongiorno, grazie direttore, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Grazie. Sì, ieri devo dire George Clooney che è una vecchia conoscenza qui alla mostra, è molto legato a Venezia, per quello che così, non dico che mi conosca, ma abbiamo avuto a che fare varie volte negli appuntamenti ufficiali. È stato molto così carino nei miei confronti, perché è tornato indietro, abbiamo scambiato 2 parole praticamente nel tripudio della folla. Ho chiesto a Clooney se amava Venezia e lui mi ha risposto in inglese: vorrei vedere, mi sono anche sposato qui. È molto gentile, sicuramente con me, ma soprattutto con tutti quanti, tanto è vero che ieri la proiezione del film Wolf è iniziata, direttore, con 30 minuti di ritardo, proprio perché George Clooney e Brad Pitt non volevano entrare in sala, perché non volevano lasciare il red carpet senza aver accontentato quante più persone possibile, con uno scatto, ovviamente grandi ammucchiate di fan che volevano avvicinarsi, uno scatto, un autografo, la firma ad una foto. È stato davvero uno dei red carpet più attesi della mostra, e le immagini di ieri sera, che probabilmente state vedendo, lo hanno dimostrato, perché oltre alle persone che erano in fila lungo le transenne c'erano anche centinaia e centinaia di persone che sono entrate, possiamo così dire, di straforo dentro il palazzo, e sono riusciti ad appostarsi sulle scalinate, sul ballatoio, ovunque, per assistere al passaggio dei divi. Quindi davvero un bel momento in cui sia George Clooney che Brad Pitt sono stati molto generosi, non si sono fatti trovare per giorni dai fan, però nel momento in cui sono saliti sul tappeto rosso da veri uomini di scena, di show, hanno ricompensato così una lunga attesa. Film attesissimo, da tutto esaurito, fuori concorso, uno dei momenti più attesi della mostra, che poi ieri ha visto anche protagonista di una masterclass, l'intramontabile Richard Gere, che poi in serata ha partecipato a un evento benefico, e poi questa mattina è ripartito. Ma oggi, visto che questa mostra veramente è una calata impressionante di divi, di star, questa mattina le immagini di ieri, le scene di ieri sono solo un ricordo che sembra lontano, perché c'è già il secondo film italiano in concorso, Vermiglio, che è uno dei 5 titoli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Comunque una mostra che sta intanto facendo registrare anche nel weekend un boom incredibile di presenze. Anche gli addetti ai lavori hanno detto che da tempo non si vedeva così tanta gente, proprio perché questo neanche abbinamento, questo mix tra ogni sera una star americana sul tappeto rosso armeno, cinema italiano, nuove scoperte, le serie che magari sono vicine ai giovani, i nuovi talenti, hanno fatto sì che veramente qui al Lido tantissima gente, presenze incredibili. Oggi siamo a metà mostra, solitamente il lunedì è un giorno un po' non dico di riposo o di stasi, perché di eventi ce ne sono a catinelle, però è un po' per fare un bilancio, insomma non c'è più la folla del sabato e domenica, ma questa sera sarà nuovamente già popolatissima lungomare Marconi. Fa caldissimo, come anche lei direttore ha potuto sperimentare in questi giorni quando è stato qui, ma se siete d'accordo farei vedere il servizio di George Clooney e Brad Pitt, che si riferisce a prima del loro arrivo al Lido di Venezia. Prima però faccio vedere il fotogramma di George Clooney che conversa con te, eccolo qua.
Proprio un incontro ravvicinato con un grande divo di Hollywood. Allora vediamo il tuo servizio. È la notte di George Clooney e Brad Pitt alla 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Arrivati al Lido intorno alle 14 per la conferenza stampa, si sono fermati poi per le foto e firmare autografi ai fans in attesa da ore alla Daxino del Casino. Questa sera alle ore 21:30 circa sono attesi sul tappeto rosso e poi alle 21:45 la loro presenza in sala grande per la proiezione del loro film Wolf, Lupi Solitari, fuori concorso. Una domenica a Venezia super, anche con Richard Gere, ma si parla anche di cinema italiano con il maestro Marco Bellocchio. Quando dici, è valsa la pena di essere a Venezia, perché è un premio che mi onora, perché Bresson prima di tutto è un grandissimo regista e poi è stato per me un punto di riferimento quando io incominciavo, di correttezza, di rigore e di anche fantasia cinematografica che mi hanno aiutato nel mio lavoro. Quindi, anche se mi è stato dato dalla Santa Sede con una bellissima lettera del Cardinale Antonio, io confermando la mia dimensione laica di non credente, però penso che sia il momento di cercare il dialogo anche con chi ha delle idee diverse e quindi ho particolarmente gradito che questo premio mi venisse conferito dalla Santa Sede. Per lei Bresson è stato un punto di riferimento, lei maestro è un punto di riferimento per tanti giovani registi. Che consiglio darebbe? Il consiglio è ma è un consiglio umano, non è tanto al regista, ormai ciascuno di noi di difendere le proprie idee se uno le ha e quindi una lotta anche che può essere dura, difficile, insomma, ma questo ripeto vale per i registi, vale per i giornalisti, vale per gli uomini, ecco. Io in qualche modo, con tanti limiti, ho sempre, credo, alcune idee in cui credevo, io le ho difese. Ieri sera sul tappeto rosso si sono visti Paolo Egonu, oro olimpico nella pallavolo e conoscenza nel cuore dell'Inoco Volley, con il fidanzato e poi Alessandro Borghi, le modelle di Armani e Marco Tamberi, ma c'è ancora tempo per una battuta con Bellocchio. Qui un suo mediometraggio. Sì, esatto. Anche questo assolutamente fatto in totale libertà e che minimamente non prevedeva di venire qua, insomma l'avevamo fatto nella scuola di Bobbio e poi Barbera l'ho visto e ha voluto invitarlo, ecco. Quindi in questo senso non è stato fatto per Venezia, è stato casuale che siamo qua. Saluto lei e i telespettatori e auguro e vi faccio gli auguri più sinceri. Bene, una bella intervista di Lorenzo Maier a Bellocchio, che era stato premiato, avete visto, da Giuseppe Tornatore. Lorenzo, poi abbiamo ancora Miriam Leone, se non sbaglio? Forse non è ancora. Questa mostra che ha visto anche la presenza del maestro della musica, un grande Riccardo Cocciante, che è questo Venice Film Italy che viene fatto ogni anno a Venezia, è un evento indipendente dal programma della mostra, ma in occasione della mostra Tiziana Rocca, questa manager, porta i talenti della televisione ad essere premiati a Venezia, e Miriam Leone è stata anche lei davvero molto gentile e sentiamo cosa ha detto a noi. È la notte di George Clooney e Brad Pitt alla 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Grazie per essere con noi, sei qui a Venezia per ricevere un premio. Sì, sono qui per il Filming Italy e ho ricevuto questo premio. Ringrazio a gran voce anche se sono senza voce ed è una gioia, è sempre una festa essere qui alla mostra del festival. E Venezia che emozioni ti dà?
È sempre una grande gioia celebrare il cinema insieme ai grandi artisti e artiste provenienti dall'Italia ma anche da tutto il mondo, quindi sono molto felice di essere qui. Qual sarà il tuo prossimo lavoro? Il mio prossimo lavoro sarà una serie che uscirà presto, non posso ancora dire niente. Puoi fare un saluto ai nostri telespettatori di Antena 3 e Media Nord-Est che ti seguono sempre. Ciao a tutti, Antena 3 da Miriam Leone. Grazie a Miriam Leone, grazie Lorenzo, grazie, ovviamente poi ti sentiremo anche stasera. Oggi c'è il Leone d'Oro poi, direttore, la consegna del Leone d'Oro a Peter Weir, quindi mi sto apprestando a arrivare in Sala Grande per questa cerimonia importantissima. Poi oggi abbiamo avuto anche le vecchie madrine della mostra, perché una volta madrina a Venezia, madrina per sempre, che sono tornate a Venezia per una bellissima mostra fotografica. Bene, poi magari ci sentiamo anche stasera a Focus, vediamo di fare un collegamento. Grazie a Lorenzo Maier, stasera alle 21:15 Focus, ospiti Roberto Caon, Mirko Casteller, Corrado Cortese, Gio Formaggio, Maurizio Mestriner, Vivian Moro, Paola Roma e Alberto Villanova. Ovviamente non potremo non parlare della violenza ormai diffusa e spaventosa che miete in continuazione vittime, che vede protagonisti adolescenti. Grazie a tutti, grazie ai nostri registi Mattia Pizzai e Italo Morao e buona giornata.